reato veramente. Sono passate poco più di 24 ore dalla strage di Jesolo, ma qui in via Pesarona è un via vai continuo di amici e conoscenti dei 4 ragazzi rimasti uccisi sabato notte. Chi si ferma guarda il guardrail piegato, i segni lasciati dalla vettura dei ragazzi nel campo, poi lo sguardo si sofferma sulle acque del canale, dove l'auto ha terminato la sua corsa e dove Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni hanno trovato la morte. Incredulità, shock, dolore sono i sentimenti che si respirano in questo tratto di strada che sabato intorno all'1:30 è diventato lo scenario del dramma. I 4 ragazzi, insieme a Giorgia Diral, unica sopravvissuta, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un ristorante. All'improvviso, stando a quanto ricostruito, l'auto dei 5 amici sarebbe stata urtata da un'altra vettura, finendo fuori strada prima nel campo, poi, dopo essersi impennata, terminando la sua corsa nel canale. Sul posto arrivano 3 giovani albanesi che riescono a portare in salvo Giorgia, poi cercano di raggiungere anche gli altri 4, ma per loro purtroppo non c'è più nulla da fare. Nel frattempo arrivano le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM che trasportano la 22enne sotto shock all'ospedale. È qui che la ragazza, nonostante il trauma, racconterà che la loro auto è stata urtata da un'altra vettura. Parole che portano gli investigatori a visionare le telecamere di videosorveglianza. A questo si aggiunge la testimonianza di un'altra automobilista che ha spiegato di aver visto una macchina compiere alcuni sorpassi poco prima dell'incidente. Elementi che permettono agli inquirenti di risalire all'auto di un 26enne romeno residente anche lui nello stesso paese delle vittime. L'uomo si trova ora ai domiciliari con le accuse di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Il suo legale, Rodolfo Marigonda, spiega che già domani potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida da parte del GIP di Venezia. Il giudice, secondo l'avvocato, potrebbe disporre un incidente probatorio per valutare la velocità con la quale procedevano i 2 mezzi coinvolti. L'avvocato sottolinea poi che il suo assistito vive da ieri in uno stato di profonda prostrazione. È incensurato, domenica, spiega, si trovava in auto con un amico e si è accorto solo di aver urtato qualcosa con lo specchietto, non aveva bevuto né assunto droghe. Ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime il governatore del Veneto Luca Zaia, che in un post su Facebook scrive: giustizia esemplare e rapida per Riccardo, Leonardo, Eleonora e Giovanni. Di loro adesso restano queste immagini, i volti sorridenti di 22 anni con una vita davanti e i ricordi di chi li ha conosciuti, come l'ex allenatore di Riccardo e Giovanni che li aveva avuti nella squadra del Musile. 2 ragazzi d'oro, 2 persone straordinarie.